Contro la strage infinita, il reato di omicidio stradale, una fattispecie autonoma che riconosca la flagranza differita e dunque l'arresto del conducente killer destinato a una condanna non più da 3 a 10 anni ma da 8 a 18, nonché alla revoca a vita della patente. Il governo accelera sulla sicurezza stradale annunciando un decreto ad hoc in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri, un provvedimento atteso soprattutto nel Trevigiano, terra in cui dall'inizio di quest'anno sono già state piantate 52 croci dopo le 95 dello scorso e con le leggi attuali per le famiglie delle vittime la risposta della giustizia è frustrante quando c'è. Si arriva a una lungaggine dei processi, sia civili che anche penali, dove quando si arriva alla conclusione processuale c'è una seconda condanna per le familiari delle vittime della strada, nessuna pena certa. Rilanciata dai ministri Roberto Maroni e Francesco Nitto Palma, l'idea piace anche all'antesignano delle campagne shock contro gli incidenti. C'è un'assunzione di responsabilità totale da parte di chi l'ha fatto. Il discorso dell'omicidio colposo, che può capitare, è un discorso di guidare una macchina ubriachi o da drogati. Una riflessione che tornerà d'attualità il prossimo 26 agosto a Ponte della Priula. Per il 14° anno i suoni in una sera d'estate ricorderanno Alan Viele e tutte le giovani vittime della strada. Sul palco gli Scagei e il cantautore Marco Anzovino in un'edizione dedicata alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.